Questa è una nuova canzone che sto facendo adesso, allora non la so proprio bene bene, però è Experience di Ludovico Einaudi. Azzurra se n'è andata a soli 12 anni, nella notte del 31 dicembre 2025, lasciando mamma Valentina, papà Mattia e la piccola sorella Cecilia di 5 anni. Proprio da questo immenso dolore, la famiglia ha scelto di far nascere qualcosa che possa aiutare gli altri, con l'associazione Azzurra come te, un modo per tenere viva la sua memoria, ma anche per dare sostegno, vicinanza e forza a ragazzi che stanno attraversando momenti difficili. Nasce dall'idea delle due insegnanti di Azzurra, Lieta Traversi di Salti di Tonno di Piove di Sacco e Laura Faccini di SD Jump di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Questa associazione nasce con lo scopo di aiutare bambini e ragazzi dal futuro incerto e con poche possibilità. Noi con questa associazione, assieme agli assistenti sociali di Sant'Angelo di Piove di Sacco, individueremo dei bambini e dei ragazzi meritevoli con queste caratteristiche e ci faremo carico delle spese per intraprendere dei percorsi sportivi di danza, di musica e li andremo a aiutare con i fondi che riusciremo a raccogliere con questa associazione. Perché certi legami non si interrompono, continuano nei gesti, nell'amore e nelle iniziative capaci di lasciare un'impronta oltre il dolore. Speriamo che con questa associazione il nome di Azzurra continui a vivere, perché per dei genitori perdere un figlio, parlo per noi, e la cosa più che ci potrebbe far star male è quello che lei venga dimenticata negli anni, e magari attraverso questa associazione teniamo vivo il nome di Azzurra. Pianoforte, hip hop e nuoto, le sue più grandi passioni che affrontava quotidianamente con costanza e determinazione, e proprio dalla sua tenacia prende ispirazione Azzurra come te. Un lutto che ha profondamente colpito la comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco, dove vive la famiglia e dove Azzurra era amata. Amici e compagni di pop e di scuola faticano ancora a trovare la forza ad andare avanti. Un cuore grande e generoso, capace di donare amore a chiunque incontrasse, così ci racconta mamma Valentina. Siamo venuti a sapere che ha suonato il piano che hanno giù nell'atrio, le ha suonato per tutta la sua scuola. Quindi tutti hanno ricordo di Azzurra, della sua canzone preferita, Nuvole Bianche. Io la vado un po' a interpretare come lei li avesse salutati, gli avesse detto: ciao amici, ci rivedremo chissà tra quanto.